Nei giorni della grande emergenza la solidarietà assume vari volti e racconta tante storie, come quella che arriva dal carcere di Santa Bona a Treviso, dove i detenuti hanno avviato una raccolta volontaria arrivando a 672 euro, cifra che sarà donata al conto corrente della Regione Veneto. Anche noi, uomini, mariti, padri di famiglia, si legge in una breve lettera dei detenuti, nonostante i molti problemi che rimarranno irrisolti in questa struttura, vogliamo dimostrare di avere anche un cuore, una dignità e un senso civico. Eccolo dunque il gesto concreto in un momento di difficoltà per gli stessi carcerati. Il gesto di solidarietà insomma, li rende partecipi delle vicende che stanno all'esterno. Di esterno si può parlare perché io ritengo comunque sempre che il carcere faccia parte della realtà sociale anche lui. Carcere di Santa Bona, dove il 9 marzo scorso era stata inscenata una protesta per segnalare la necessità di maggiore sicurezza sul fronte coronavirus, una protesta pacifica dopo la quale sono arrivate mascherine e guanti per gli stessi agenti penitenziari. Allo stato attuale la casa circondariale sembra essere stata risparmiata dal virus. Non ci sono fortunatamente casi di positività né per personale né tra le persone recluse, quindi diciamo che finora le operazioni di triage hanno fatto il loro effetto, ecco, speriamo che continui così. Prosegue quindi lo stop alle visite dei familiari, un isolamento che viene rotto grazie alla tecnologia. Sono state intanto implementate le telefonate verso i familiari e poi c'è anche la possibilità di utilizzare WhatsApp e Skype come surrogato dei colloqui.